Presidente Letta, lei dovrebbe avere la tessera numero 130 di Cantù. Ha cominciato questa sottoscrizione, mi sembra 200 euro. Perché questa passione e come mai ha risposto a questo appello di Cantù? Beh, l'appello mi è arrivato da un mio mito, Luigi Marzorati, e poi Cantù per me è stata sempre la squadra della mia infanzia, la squadra che ho sempre seguito fin da bambino. Marzorati, Antonello Riva, insomma, erano per me. Poi io giocavo a pallacanestro e giocavo, in quel periodo pensavo ancora di poter giocare bene, perché ero subito diventato molto alto. E allora nella squadra che giocavo, nel bus, nella mia città a Pisa, mi avevano subito messo sotto canestro a fare il pivot. E dopodiché però, quando subito diventi molto alto, ti mettono sotto canestro, non impari invece a palleggiare bene, che è la cosa che invece è l'altezza mia, come Marzorati all'incirca. O uno impara a palleggiare e fa il play, oppure se sta sotto canestro diventa troppo basso e non ce la fa. Infatti poi ho smesso subito. Non ero all'altezza di questo subito. Possiamo però dire che lei continua a fare il playmaker come creare. Esatto, quotidianamente a smistare palloni, evitare colpi, evitare botte, ma la pallacanestro è un gioco che a me piace tantissimo ed è fantastico perché è un gioco di squadra per eccellenza. Ci può essere il campione della squadra, ma non c'è mai il campione che fa la differenza, perché o gira la palla o ci sono delle buone riserve, che c'è un buon allenatore, oppure la pallacanestro è il gioco per eccellenza, il gioco della squadra. C'è una certa similitudine allora tra l'Italia della pallacanestro che non riesce ad andare avanti neanche ai campionati europei e questa Italia? Non lo so, sono cose molto diverse, però vedo che nello sport si stanno facendo cose molto importanti, si sta cercando di lavorare per far crescere, per avere obiettivi, stiamo lavorando per questa opzione, questa ipotesi di candidatura italiana per le Olimpiadi del 2024, stiamo cercando di lavorare per rendere il nostro paese un paese più attento a valorizzare i giovani, insomma credo che è un tempo nel quale forse si possono ottenere risultati. Per tornare a Cantù, fino adesso sono stati raccolti poco più di 70.000 euro, occorrerebbero 2 milioni, non si può fare qualche cosa in più? È complicato, sentirò Marzorati cosa consiglia. Tornando un attimo indietro, se lei potesse scegliere, le farebbe il Premier o vorrebbe diventare un campione di pallacanestro? No, assolutamente, un campione di pallacanestro, se avessi la possibilità di scegliere non avrei dubbi, io da ragazzo lo dicevo sempre, il mio sogno sarebbe fare quello che poi hanno fatto Bellinelli, Bagnani, Gallinari, insomma, Datome adesso. Penso che l'esperienza che stanno facendo loro nella NBA sia il sogno che ovviamente qualunque appassionato di pallacanestro può fare, e io non ho dubbi che da ragazzo per me l'obiettivo, il massimo sogno sarebbe stato quello, che tornassi indietro, però il fisico non c'è. Giacomo, Lorenzo, Francesco. 3 maschietti che ancora devono scegliere lo sport, il papà cerca di insegnare loro la verità è che l'hanno scelto praticamente perché hanno solo il pallone da calcio in testa, quindi temo che la partita sia già, a me piace ovviamente il calcio anche quindi non è un problema, ma cerco ogni tanto sulla pallacanestro di farli, però. Presidente, il Presidente Obama le ha regalato questo pallone. Che pallone è? Che cosa significa per lei? Quali sono le firme più rappresentative? Beh, questo qui è un pallone storico perché è il pallone dei Chicago Bulls, della squadra per la quale tifo Obama. Io per la verità, se penso all'NBA, sempre stato quando tifavo da ragazzino per Marzorati e Antonello Riva, tifavo anche per Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, quindi erano Norm Nixon, erano Kurt Rambis, che era il giocatore con gli occhiali bianco, Di cui lei un po' si identifica. esattamente il mio modello. E quindi tifavo per Los Angeles Lakers, però questo regalo ovviamente è un regalo molto apprezzato, ho avuto le firme dei giocatori, quindi non si capisce molto bene come sono, però insomma è un bellissimo regalo, molto bello. Lei ogni tanto palleggia, può farci vedere qualcosa con Però questo qui purtroppo va gonfiato, quindi andrebbe gonfiato, però qui non credo che ci faccia. Niente, neanche nelle segrete stanze non tenta un tiro da 3 qualcosa di questo genere. No, niente. no. Presidente, chi gioca meglio secondo lei? Obama o appunto lei? Accetterebbe una sfida, una squadra italiana fatta da ministri contro Obama? No, perché ho visto un paio di scene in cui Obama gioca molto bene a pallacanestro, poi c'ha un fisico molto più scattante di me. Però un giorno magari chissà.
I Maligni dicono che questo governo si regge perché anche Angelino Alfano ha la passione per la pallacanestro, anche lui è stato un giocatore Sì, di ma lui credo che ci abbia un figlio che gioca a pallacanestro, quindi sì, probabilmente la pallacanestro ci unisce tutti, però ripeto, la pallacanestro ti insegna l'essere una squadra, ti insegna a mettere da parte l'individualità e a giocare più con la logica della squadra. Secondo me questo, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, per i ragazzi che fanno uno sport, io ho sempre consigliato la pallacanestro perché ti dà l'idea appunto che i risultati si raggiungono se ognuno fa la sua parte nella vita che sta facendo. Giusto solo, dopo il cricket anche l'hockey ha deciso che sono italiani coloro che nascono in Italia da genitori stranieri. Quando questa apertura, secondo lei, Presidente, diventerà totale anche in altre discipline? Guardi, non lo so, però mi faccio dire che l'ho trovato un bel segnale. Quindi io, per quello che posso, incoraggio i segnali in questa direzione perché è un segnale importante, segnale di integrazione, segnale di allargamento. Noi dobbiamo imparare a vivere questo tema della diversità con molta maggiore capacità di viverlo con più serenità di quanto l'abbiamo fatto fino adesso, quindi hanno fatto bene e io li incoraggio. Sicurezza è un tema molto delicato, lei stesso è intervenuto anche sui fatti che sono avvenuti di recente e che hanno visto proprio i giocatori costretti a infortunarsi appositamente. Al di là di questo ci sono altri episodi che preoccupano. Come pensa di intervenire? Ecco, se lei fosse un libero cittadino, di fatto è un... Quindi penso che, l'ho detto, ci vuole tolleranza zero, ci vuole soprattutto l'idea che lo sport deve essere vissuto per le famiglie. Bisogna ricominciare a vivere la domenica, il sabato, il giorno in cui si può andare in un palazzetto dello sport, allo stadio, andandoci con le famiglie, portando i figli, facendogli vivere uno spettacolo nel quale si possa stare gli uni accanto agli altri senza paure e preoccupazioni. La vicenda Nocerina è purtroppo una vicenda che ha fatto ripiombare indietro, drammaticamente indietro, proprio perché io dico tolleranza zero, l'ho detto al Presidente Malagò, l'ho detto al Presidente Abete, credo che ci sia bisogno su questi temi di essere molto netti e molto forti, perché altrimenti si ritorna a un tempo, una logica nella quale poi non vogliamo assolutamente tornarci, e invece dobbiamo viverla con questa logica familiare che secondo me è fondamentale. Il progetto sugli impianti ha fatto storcere il naso anche all'interno del suo stesso partito. Che tipo di modifiche pensate di apportare? Ancora sarà una discussione che ovviamente sui testi ognuno potrà portare il suo contributo, l'importante è che si arrivi a una conclusione. Poi sono convinto che la conclusione può essere una conclusione che tiene conto di tutte le esigenze, a partire dalle assolutamente giustificate esigenze ambientali, da evitare cementificazioni che non sono assolutamente il nostro obiettivo. Tutt'altro il Ministro che arriva, il Ministro dello Sport che sta gestendo questa cosa, l'ha detto con grande chiarezza. Chi vuole cementificare, fare delle brutture edilizie che non hanno senso, non è questa la strada e non lo permetteremo. Noi vogliamo un'impiantistica sportiva all'altezza del bisogno della base del nostro paese. I territori hanno bisogno di impianti sportivi che possano essere usufruiti da tutti nel modo migliore e che sia anche all'altezza di eventi, di grandi eventi, dove purtroppo oggi facciamo fatica anche a candidarci a ospitare perché abbiamo pochissimi impianti che sono all'altezza per questo. Quindi bisogna cogliere le due esigenze insieme, lo si può fare assolutamente a pieno rispetto dell'ambiente. D'altronde l'Italia, se non rispetta l'ambiente, butta via ciò che di più bello ha. I tifosi della pallacanestro temono che lei possa tradirli, perché qui lei ha ospitato nella sala d'oro del Consiglio dei Ministri internazionale di pallavolo. Berruto è diventato un suo grande amico, tanto che c'era addirittura l'idea, la voce che lei potesse proprio come ministro un domani. Berruto è un grande allenatore di un altro grande sport di squadra, forse ancora più rispetto alla pallacanestro. La pallavolo è tutto un gioco di automatismi di squadra, l'allenatore ha avuto moltissimo. Mauro Berruto, il nostro coach della nazionale, è veramente una persona straordinaria, tanto che questo progetto con il governo italiano Berruto è diventato il coordinatore di questo progetto che si chiama Destinazione Sport, in cui stiamo mettendo insieme tante azioni possibili in cui il mondo dello sport e le istituzioni possano collaborare insieme. Berruto sta facendo quello che sì, sono venuti prima di partire per i campionati di tutti
nostri giocatori della nazionale, insieme al presidente Magri, insieme a Mauro Berruto, è stata divertente anche tutti molto più alti di me, cose che la pallacanestro non se l'aspetta, la pallavolo quando li vedi così. Lei ha ha detto sempre che è tifoso del Milan, il suo idolo era Rivera, conferma i suoi idoli, Marzorati e Rivera? Beh sì, poi insomma Rivera e Marzorati sono gli idoli di quando ero proprio bambino, però poi devo dire che per me è sempre stato, anche quando poi sono cresciuto, sono sempre rimasto fermo a grandi personaggi, Franco Baresi o Maldini, Paolo Maldini, tutti difensori, ma insomma le grandi bandiere. A me, devo dire la verità, essendo cresciuto il campione che rimane nella sua squadra sempre, ecco perché Rivera, ecco perché Baresi, ecco perché Maldini, cioè quelle bandiere di giocatori. Mi rendo conto che è un discorso un po' d'antanti adesso, perché adesso invece insomma, si passa dovunque. Ci potrebbe essere una deviazione su Totti, Presidente. Lo so, però insomma, la bandiera è la bandiera. L'ultima domanda, Presidente, l'Italia e le Olimpiadi, lo ritiene un sogno possibile? No, lo ritengo un sogno assolutamente realizzabile, è una cosa non solo possibile ma realizzabile. Ci credo, ritengo che sia una cosa fattibile, importante. Incontrerò il Presidente del CIO, gli farò presente tutta la determinazione del governo e del sistema paese, perché l'Italia è un paese che quando ha degli obiettivi, delle scadenze, dà il meglio di sé. Quando invece non ha obiettivi e scadenze fissi, il nostro paese non riesce a mobilitare tutte le energie. E io penso invece che questo obiettivo potrebbe essere importante per mobilitare le tante energie e rendere l'intero paese un paese che punti sullo sport, allarghi la pratica sportiva. Abbiamo lavorato molto in questi 6 mesi sull'allargamento soprattutto della pratica sportiva sulle scuole. Abbiamo messo questi 300 milioni sull'edilizia scolastica, i progetti partiranno. Fisicamente i lavori partiranno a febbraio, soprattutto sul sud, le palestre, quanto potrebbe essere fondamentale allontanare i ragazzi dalla strada e farli vivere invece di più nelle palestre. Allora questo progetto che abbiamo messo per l'allargamento della pratica sportiva è una delle cose alle quali punto di più, perché il nostro paese ha bisogno anche di sport. Sappiamo che lei deve partire per impegni ovviamente di lavoro. Si è ricordato però prima di tornare a casa di comprare le figurine per i suoi ragazzi? Sì, devo dire che questa è una delle cose sulle quali, prima del calcio, sulle quali non è possibile fare altrimenti. Grazie. Possiamo un attimo, se vuoi un attimo che tenga il pallone tra le mani, facciamo soltanto un taglio. Aspettare il pallone. Se può girare il pallone. Lo lancio.